Firmato stamani il protocollo d'intesa stipulato tra il Comune di Agrigento e l'Associazione Nazionale Archee per fornire prestazioni odontoiatriche gratuite ai minori ospiti di comunità di accoglienza della nostra provincia. L'iniziativa è stata illustrata ai rappresentanti delle comunità per minori di nazionalità italiana che operano nel nostro territorio. Oggi sigliamo un protocollo di intesa con un'associazione che si chiama Archee, che si occupa delle cure odontoiatriche ai ragazzini che sono ospiti nei centri d'accoglienza, diciamo per ragazzi che sono obbligati a stare in questi centri da provvedimenti generali dell'autorità giudiziaria, quindi la maggior parte anche italiani. È una bellissima iniziativa che ci è stata proposta dall'Associazione Archee, che noi abbiamo accolto con entusiasmo perché si occupa veramente di una fascia di ragazzi, di popolazione che è fra le più fragili. Sono ragazzi che hanno problemi in famiglia e quindi sono obbligati a stare in comunità e per i quali le cure odontoiatriche sono veramente l'ultimo delle preoccupazioni per tutti quelli che ne hanno cura. L'avere la possibilità di offrire gratuitamente a queste persone delle cure, ma non solo delle cure, perché parallelamente ci sarà un altro progetto che si occuperà della prevenzione delle malattie odontoiatriche e della istruzione, diciamo, per prevenirle. Questo è un progetto veramente molto interessante e molto bello. L'amministrazione veramente ha messo grande impegno per portare avanti. Questo doveva avvenire, diciamo, alcuni mesi fa, poi la pandemia ci ha bloccati, adesso stiamo riprendendo e oggi c'è questa riunione operativa con i responsabili delle strutture che si occupano di questi ragazzi. È una riunione, diciamo, organizzativa, pratica, non è aperta al pubblico ovviamente, e quindi cercheremo di portarla avanti nel migliore del modo. Allora, Archee ha come progetto principale un dentista per amico, che consiste nelle cure dentali gratuite per minori a disagio inseriti nelle comunità, centri diurni, centri socioeducativi. Il nostro appello chiaramente è a far aderire il maggior numero dei dentisti che possano donare la loro opera a questi bambini che sono in difficoltà e chiaramente le comunità, come oggi nella riunione di oggi, le stiamo informando perché possano aderire al progetto e portare i minori a curare dai dentisti che aderiranno. In questo senso l'assessorato chiaramente al sociale qui nel comune di Agrigento, quindi l'assessore Riolo, ha dato una grossa mano, una grossa apertura a questa nostra iniziativa.